Eccoci, ciao a tutti, siamo Civitanova Marche, in una delle vie più apprezzate, Viale Vittorio Veneto. Abbiamo questo grande appartamento, sono circa 125 metri, qui c'era l'angolo cottura e tutto l'open space che sarebbe la zona giorno, quindi soggiorno cucina, open space, quella porta va in zona notte, c'è lo split dell'aria condizionata, il portone blindato, il videocitofono, è uno stabile degli anni 70. Però rispetto a tutti gli stabili del centro città questo era rimasto incompiuto per vari anni e quindi completato negli anni 2000, quindi le parti condominiali che poi vi mostro. Questo è il balconcino e qui siamo su Viale Vittorio Veneto. Ritorno al soggiorno e appunto dicevo, le parti condominiali sono molto più in ordine, molto più moderne rispetto agli standard degli anni 70. Allora, qui abbiamo il disimpegno che porta in zona notte, dove c'è un ripostiglio, un bagno di servizio con doccia e qui c'è l'attacco lavatrice dietro la porta, quindi nascosto. Poi abbiamo grande camera, che bella, tutta in parquet. Altra camera matrimoniale, quindi due matrimoniali, il ripostiglio di prima, una cameretta studio, comunque finestrata, qui andrebbe un letto, un armadio a ponte, non li adoro però. E questo è il bagno grande, vasca idromassaggio. Beh, diciamo che la finitura è ferma agli anni 2000, però strutturalmente è una struttura in cemento armato che è stata riadeguata all'epoca. Ripeto, le parti condominiali sono in ottimo stato e per ultimo, ma molto importante, c'è un garage con serranda elettrica. Abbiamo 125 metri di appartamento, un balcone di 5 metri e un garage di 20 metri. 398.000 euro trattabili, siamo in Viale Vittorio Veneto, nel centro, nel cuore di Civitanova Marche, alle spalle del lungomare. Lo stabile resta in prima fila. Questa è la parte condominiale che vi dicevo. Ascensore moderno, granito, i faretti.